una limba, due limbe, tre se non giocate, una cosa, no? Figuraria che mi giochi le 4 a 6 anni, che vado a imparare 20 di limbe, che tu hai di alza questo livello di preparazione. Fino a quando sia una cosa che mi è capitata di vago come te sindaco. Noi stiamo inventando sia ogni altre cose in Sardegna per creare quelle condizioni di sviluppo alternativo, un nuovo modello di sviluppo turistico, turismo delle zone interne, non c'è sufficiente il mare, tutto quanto. Stiamo partecipando a questa riunione importanti di questa tesora sul turismo, che questione che fai però, e dopo fino a se uno capo di segreta, perché ho usato sei nao che questa classe dirigenti e responsabili, no? Siamo di accordo, figura di essere università, tutto già in atto, si accordo. Ma anche questa crisi, quando si è arrivato a questionare di turismo, anche per le zone interne, e di turismo religioso, Miglio, non sa offendere che non è stenoce, tanto si dà una faccia pure, si che di questo ranai pure non gli fai nulla, poi già la pena si confessa all'acqua e subito. L'avvocato questa cosa dei cammini dello spirito, no? Che Dio sai, cammini dello spirito. E quando si è posto a questionare, ma come sa questionare? Del Santo Iaco, del Sant'Agostino, tutto santo su strano. A Salvini, dopo due cose, su prima, dopo esiste la via Francigena, no, che porta a Santiago di Compostela, esiste tutto, cioè il cammino di Compostela, la via Francigena, tutto altri cammini che vanno da Europa, ne devi fare uno in Sardegna e ne devi fare un sardo su, in strangio su, questo non mi teneo su, Deo Engio e Seo Sindico, di una Ica, che era del santo più venerato nell'isola e tra gli immigrati sardi nel mondo. Monsignore, ne ha conoscenza lei che si sta inaugurando e si è una chiesa non solo ad Olbia, ma nel Congo, a Melbourne e a San Paolo in Brasile? Ne ha conoscenza lei? No, sindaco, non lo sapeva. E poi, questo non sappiamo cosa, vuol dire che veniamo un santo che non si dobbiamo denunciare, però isso ci cammina santo su strano che già non lo scorso, ma copia, insomma, meno che si chiama su noi, fino non hanno gusto, e poi la buona una cosa, la buona uscì Monsignor Miglio, che Santo Frenazio fu un santo analfabeto, e questionava solo in sardo, fustei di Gorissia, che Santo Frenazio, da comprendo fino a Sedeuso, e fustei non comprende ancora Santo Frenazio. Scusate, prima di tornare su quello a suonare Roma Anthony Moroni, ma arriva un messaggio da Roma, di Valeria Marini. Valeria, ma sei del Parione o di Santarenne? De Castello. No, in realtà io voglio ringraziare anche Peppe per il lavoro che abbiamo fatto insieme l'anno scorso per la traduzione di Sugelusiat, che appunto Maria Antonietta Figa ha fatto per noi, per uno spettacolo difficilissimo che è stato censurato e Oli Pip Show è diventato in Sugelusiat. Se tu mi hai chiesto appunto Valeria Marini è una donna simpaticissima che scherza sempre su quell'avvenimento del Provino dove disse che era di Roma e noi la prendiamo sempre in giro. Lei direbbe così: Pape, cioè, il libro non lo leggo perché l'ho visto, è difficile e pesante, però se vuoi quando esce il film vado a vederlo. Questa campana per il pensato che sta sempre pesato il sardo e lo comprendimo solo. Pensare una cosa e via. Peppe narra una cosa importante meno. Lei va narro fuori dalla politica. La politica arriva da voi. Cristiano, la politica è una conseguenza. No, ma devo dare la ragione su questa politica. La politica è una conseguenza delle società che noi ci risultiamo a fare crescere. Poi parlando una cosa, che narro sempre una figlia mia, quando intende che di narrano i sardo, Occos, Locos,
Hermanos Unidos, tu non ti lavate pure in conca questa cosa, questa è una cosa pericolosa, tu devi stribagliare, il suo banco non lo pagherà meglio che il suo sardo, il suo che si è faghinde, deve essere medas, sabio e tutto un pane. Se io non fai il nostro gusto, ma non c'è nada da fuori, non beneficio una lupare. A Satarao.